Cari telespettatori, ben ritornati. Non ci siamo mai interrotti con gli appuntamenti, però adesso riprendiamo con le puntate nuove di Zecca. Perché? Perché la tecnologia c'è di supporto, perché non occorre che i nostri ospiti dell'FNP CISL necessariamente vengano fisicamente qui, ma abbiamo come sempre collegamenti da remoto. E quindi parleremo per incominciare un po' il ciclo con Vanna Giantin, segretaria generale FNP CISL del Veneto. Ben ritornata segretaria. Grazie. Collegata da casa, e il tema da affrontare in primis, non poteva essere diversamente, è quello delle case di riposo. È stato anche da parte del sindacato affrontato in regione con dei dirigenti regionali, ma necessita delle attenzioni particolari. Per i numeri, che numeri significano persone, tanto persone ospiti coinvolti quanto personale che lavora nelle case di riposo, e quindi vuol dire una struttura organizzativa che in qualche modo deve essere rivista. Che cosa ne emerge da questo incontro che avete avuto? Premesso, voi già da tempo state sollecitando la Regione su questo discorso delle case di riposo. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un anno non solo di sollecito, ma anche di presidi e di pressione sulla Regione, chiedendo la riforma delle IPAB e un sistema di controllo delle case di riposo private che nel contempo sono nate, sono cresciute nel territorio, proprio perché la mancata riforma delle IPAB non ha regolamentato le strutture e la distribuzione delle case di riposo sul territorio. Diciamo che questo Covid-19 ci ha messo davanti la cruda realtà, quella che noi già denunciavamo, ma oggi questo problema diventa drammatico di fronte ai numeri che abbiamo di contagiati e di decessi. Assolutamente. A proposito di questi decessi, ci sono dei dati inquietanti. 391 su 1026 sono anziani ospiti delle case di riposo. Un terzo dei decessi in Veneto sono ospiti della casa di riposo. Ma teniamo conto di un'altra cosa, che dai tamponi e dai test veloci che la Regione sta facendo adesso, in questo periodo, e che quindi sono già in ritardo per quanto ci riguardano, ne emerge che negli ospiti delle case di riposo, e non sono neanche tutti, perché queste sono 330 case, 330 strutture su 370, quindi ne mancano all'appello ancora un po'. Cosa emerge? Che abbiamo sugli ospiti, questi sono i dati a ieri, 1993 ospiti contagiati, ma abbiamo anche 953 persone del personale contagiati, quindi vuol dire che abbiamo oltre i 391 morti già accertati, abbiamo comunque in questo momento 3.000 persone contagiate tra ospiti e tra personale che opera nelle case di riposo. Sono veramente tantissimi. Vediamo un attimo la prima slide che specifica nel dettaglio la distinzione tra ospiti e anche operatori. Il numero totale comunque è inquietante. Eccolo qui, vediamo. Ospiti totali, come le diceva, 34.355. Cosa vuol dire ospiti testati? Ospiti? Testati, cioè che hanno avuto il test. Quelli a cui è stato fatto o il tampone o il cosiddetto test rapido. E qui hanno seguito due filoni, uno il test rapido, su quelli che il test rapido chiaramente non dava chiarezza hanno fatto il tampone, quindi sono due filoni di accertamento che vanno avanti in parallelo. Quindi testati molti, non tutti ma molti, come la premessa che 330 RSA controllate su 378. Esatto, su 378, quindi ne mancano all'appello ancora praticamente una quarantina. E comunque su quelli testati che sono praticamente 20, no, allora gli ospiti totali sulle case di riposo sono 34.368. Mentre quelli su cui è stato fatto il test o quello rapido o il tampone sono 26.368. Dentro a questi ne abbiamo 1.993 contagiati tra gli ospiti e tra il personale ne abbiamo 953. Caspita. Ma i contagiati sono ammalati oppure possono essere anche asintomatici?
possono essere anche asintomatici. Quello che noi abbiamo chiesto pesantemente alla Regione è quello che si creino le condizioni perché quando i contagiati sono ammalati vengano isolati dal resto degli ospiti, Sì. che in case di riposo che hanno spazio si può fare creando una sezione specifica per questi, mentre nelle case di riposo che non hanno spazio è necessario portarli fuori da quella struttura. Tant'è vero che noi abbiamo anche avanzato la richiesta che si crei una struttura apposita per gli ospiti delle case di riposo che sono contagiati e che vengano portati fuori dalle strutture che non hanno la possibilità di creare il doppio spazio, quindi con l'isolamento. E portati dove però? Perché non è una No, questione bisogna semplice. creare una sezione particolare, come negli ospedali, Sì, vediamo Dolo, vediamo, hanno fatto gli ospedali Covid sì, per non, diciamo così, contagiare il resto dei reparti dell'ospedale. Dolo è diventato un ospedale Covid, come lo è diventato quello di Monselice. Hanno riaperto praticamente ospedali, Monselice era chiuso da parecchio sì, tempo, li hanno riaperti, li hanno fatti diventare ospedali Covid, dove ci vanno solo quelli che hanno il contagio da Covid. Stessa cosa bisogna realizzarla per le case di riposo, laddove le case di riposo per metratura, per spazio, per organizzazione non sono in grado di separare i ospiti ammalati da quelli praticamente sani, mettiamola assolutamente. così. C'è una distinzione tra autosufficienti e non autosufficienti, perché ci sono... No, Dimmi. nei dati che ci dà la regione non c'è distinzione, tant'è vero che abbiamo insistito con i tecnici della regione per avere non solo i dati provincia per provincia, ma anche un dettaglio all'interno della provincia, perché noi sappiamo che ci sono delle case di riposo che per organizzazione o perché sono stati più virtuali degli altri non hanno avuto nessun contagiato. Ci sono case di riposo, in Veneto il più eclatante è quello di Merlara, dove Sì. gli ospiti erano contagiati tutti sostanzialmente, dove è intervenuto l'esercito. Allora, qui cosa bisogna capire? Primo, perché sono successe queste cose? Perché noi abbiamo sempre insistito, quando abbiamo fatto tutta la discussione in passato sulla riforma delle IPAB e sulle case di riposo, che era necessario che la regione attivasse dei controlli pressanti per capire come erano organizzate e come venivano rispettate le regole all'interno delle case di Sì. riposo. Che cosa ci ha detto? Allora, Zaia ogni volta che va in televisione si appresta a dire che la regione non ha nessuna responsabilità sulle case di riposo perché sono strutture autonome, hanno i loro consigli d'amministrazione e quindi la regione non può interferire. In effetti non è così, perché abbiamo anche nelle dichiarazioni alla stampa di questi giorni qualche sindaco che ricorda, magari contestando delle cose che sono state dette, che nelle case di riposo, le case di riposo sono costantemente controllate dalle USL di pertinenza del territorio e devono rispettare protocolli e disposizioni sanitarie imposte dalla regione. Allora, se è vero che esistono protocolli e disposizioni della regione e controllo della US territoriale, non si può dire che queste sono strutture autonome che chiaramente possono decidere quello che vogliono. No, infatti. Ma c'è distinzione tra le case di riposo, quelle accreditate e quelle invece pubbliche? Ma allora diciamo che le pubbliche hanno una gestione tutta pubblica, mentre anche il personale è pubblico, anche se anche qui c'è una discrasia enorme perché i dipendenti delle case di riposo che fanno un lavoro prettamente sanitario per vecchie impostazioni del passato, a loro viene applicato il contratto degli enti locali e non quello della sanità. Quindi non si capisce cosa c'entra un infermiere che lavora in una casa di riposo col contratto magari del vigile urbano. O, sì, Sì. sono veramente le distorsioni che non stanno né in cielo né in terra. Tant'è vero che nelle varie richieste che abbiamo fatto nel tempo era che a questi che fanno un lavoro praticamente sanitario venisse applicato il contratto della sanità che è quello più logico e più
L'altro problema invece è che su quelle private che tipi di contratti applicano non si sa, nel senso che molte lavorano con le cooperative al massimo ribasso e quindi fanno accordi di comodo che addirittura non rispettano neanche i contratti nazionali del settore, e quindi c'è questa disparità di trattamento, disparità di comportamento, che se non c'è una legge che le regola e che gli impone dei comportamenti, dentro a queste case di riposo può succedere di tutto. Allora, quando noi abbiamo chiesto presentemente di avere la distinzione all'interno dei singoli territori per capire cosa è successo nelle singole case di riposo, volevamo proprio capire che comportamenti e che tipo di risultati c'erano tra quelle pubbliche e quelle private, ma anche all'interno delle pubbliche e private se le direttive della regione erano state tutte rispettate. Assolutamente, questo è importante. Tra l'altro qua vediamo un'altra slide in modo da poter capire di che numeri stiamo parlando di strutture nella regione del Veneto. Quindi totale strutture pubbliche più private sono 378, pubbliche 136, private 242, quindi 242 non sono poca cosa, eh? Infatti, per effetto della mancata riforma delle IPAB e per effetto dell'inerzia della regione su questo campo, oggi abbiamo più strutture private che strutture pubbliche, sia per numero di, diciamo così, di strutture, ma anche come allocazione di posti letto. Oggi abbiamo più posti letto nel privato che nel pubblico. E quindi se non si mette mano a questa materia e gli si dà un po' di ordine, è chiaro che ognuno è libero di fare quello che vuole. Del resto, una delle cose che per esempio in questi giorni sta saltando all'occhio nella differenza tra la Lombardia e il Veneto è che dare la sanità o dare spezzoni sanitari in mano totalmente al privato, poi succedono le cose che stanno succedendo adesso, perché il privato fa i suoi interessi, chiaramente. Ecco, e vedere anche la presenza capillare sul territorio comunque è rilevante, quando si pensava alle concentrazioni di grossi nuclei dove attuare la sanità, invece la presenza sul territorio è molto importante e significativa, lo si è dimostrato. Diciamo che quello che ha reso più virtuoso il Veneto è stato sicuramente quello, primo, che la sanità veneta ha ancora una distribuzione sul territorio abbastanza importante e che quindi non ha fatto l'errore della Lombardia di concentrare tutto sull'ospedalità e soprattutto nei grandi ospedali. E secondo, quello che sostanzialmente il Veneto è partito immediatamente, probabilmente perché il caso Bo li ha messi subito nel circuito di isolamenti e di tamponi. Ecco, a proposito di isolamenti, allora, nelle case di riposo gli anziani sono stati isolati dovutamente, come anche cioè adesso sono sotto controllo, monitoraggio, eccetera. Che cosa si prospetta come soluzione possibile? E lo stesso vale per quanto riguarda le situazioni domestiche, dove ancor di più gli anziani sono isolati, e la prospettiva della fase 2 è quello che gli over 70 siano gli ultimi ad uscire, a poter uscire, se non in condizioni molto limitate. Allora, intanto nelle case di riposo che hanno chiuso l'accesso a tutti, compresi i familiari, compresi i comitati degli ospiti, eccetera, per una questione di sicurezza, si è creato immediatamente due problemi. Primo, che ovviamente non hanno più funzionato le informazioni tra quello che succedeva dentro la casa di riposo e quello che invece si chiedeva di conoscere fuori, compresi i familiari degli ospiti. Molti familiari degli ospiti sono andati in angoscia e in tensione perché non riuscivano a capire se il loro congiunto che era dentro la casa di riposo sostanzialmente era vivo o era morto o come sostanzialmente stava. Abbiamo dovuto insistere parecchio tempo e questo non è ancora garantito per tutte le case di riposo, tant'è vero che abbiamo ripetuto la domanda ieri alla Regione,
che le case di riposo fossero attrezzate con sistemi di collegamento remoto, tipo tablet, eccetera, per far sì che almeno una volta alla settimana gli ospiti potessero vedere in video i parenti che stanno fuori, i figli, i nipoti, perché poi qua scattano tutte le contraddizioni del caso, nel senso che sociologi, assistenti sociali, eccetera, dicono che queste possibilità di vedere l'anziano da fuori e l'anziano, i propri parenti che sono fuori, diventa anche vitale per la sopravvivenza. Dall'altra parte abbiamo avuto resistenze enormi, molte case di riposo dicevano che loro non sono attrezzati, che non hanno il personale per farlo, eccetera, al punto che su qualche casa di riposo ci sono stati parenti che sono stati un mese senza vedere magari la madre. Mamma mia. Come? Addirittura un mese? Sì, un mese senza poter vedere fisicamente se il parente, la madre, la nonna che era dentro stava bene o non stava bene. E questo è stato uno dei problemi, che poi per gli ospiti che sono dentro, anche per dichiarazione di qualche assistente sociale, di qualche psicologo, ovviamente scattava l'aumento della depressione, perché si sentivano abbandonati, non vedevano più né i figli né i nipoti e questo creava una situazione di angoscia. Dall'altra parte abbiamo avuto casi dove ovviamente anche il personale ha dovuto isolarsi dentro la casa di riposo, perché per la carenza di personale che si è creato non avevano il cambio per poter staccare e andare a casa, e ogni volta che riuscivano ad andarsi ovviamente con l'angoscia magari di infettare anche figli, marito e le persone che avevano a casa. Invece per gli anziani isolati a casa? Allora, per gli anziani isolati a casa, noi abbiamo avanzato ieri una richiesta alla Regione, però al momento non c'è stata risposta, aspettiamo che ce l'abbiano più avanti. Primo che bisogna pensare a come a questi anziani che sono isolati a casa gli diamo un'assistenza domiciliare, che non necessariamente è l'assistenza sanitaria, perché molti non hanno bisogno di assistenza sanitaria, hanno bisogno di assistenza morale, psicologica, chiamiamola come vogliamo, perché sono venute meno con questi Covid anche quei punti di aggregazione che erano i centri anziani, che erano magari, non so, la partita di carte su qualche bar, eccetera, che questi anziani per abitudine praticamente frequentavano, e questo è il primo problema. Il secondo problema per gli anziani che sono a casa è quello di capire come vengono controllate le badanti, perché le badanti oggi come oggi non hanno un controllo di tipo sanitario e soprattutto sono loro che interagiscono con l'anziano. Quindi può crearsi un problema, cioè non sappiamo per esempio se le badanti sono state adeguatamente informate sul comportamento da tenere, sul tipo di precauzioni da assumere, eccetera. Quindi è una problematica enorme a cui abbiamo chiesto alla Regione che attraverso le ASL ci informino di quali sono i provvedimenti che hanno assunto per gli anziani che sono a casa. Per quanto riguarda la cosiddetta fase 2, la riapertura, noi siamo nettamente contrari, e c'è stato un comunicato stampa ieri di tutte e tre le organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati e anche delle associazioni del volontariato. Siamo contrari al fatto che se si riapre gli anziani debbano stare a casa, perché questo contribuisce ulteriormente a isolarli, contribuisce ulteriormente a farli cadere in depressione, e anche perché siamo convinti che il problema del contagio non è l'età, è se uno ha altre patologie, che può averle a 60 anni, a 50, anche a 70 e 80. E secondo, invece, la necessità di fare una adeguata preparazione
e informazione di come si devono comportare nel momento in cui escono di casa. Infatti mettiamo l'ultima slide in onda, che così intanto la possono leggere anche da casa tranquillamente mentre noi continuiamo a parlare. Sì, si tratta di fare come tutte le persone, anziani o non anziani, giovani, lavoratori o meno, tutti devono adottare delle norme di comportamento che possono tutelare la salute propria e altrui, effettivamente sì. E quella degli altri, ma chiaramente però se si andasse verso una diciamo, decisione di confinare in casa le persone per fasce di età, sostanzialmente andremo a sancire che le persone a una certa età sono gli untori e noi questo non possiamo accettarlo. E quindi chiaramente abbiamo detto, almeno come federazione dei pensionati, ma anche come federazione del volontariato, che siamo nettamente contrari a una suddivisione di libertà per fasce di età. Assolutamente. E che cosa suggerite ulteriormente come cautele da adottare, a parte appunto la mascherina e i guanti, che già è appunto un precetto per tutti, le regole per la spesa, quindi cercare di andare il meno possibile, avvicinare i nipoti con grande prudenza quando sarà necessario, perché attenzione che i ragazzi poi sono dei veicoli magari sani della patologia, perché per l'anziano è anche molto importante fare la passeggiata, prendere luce, prendere sole, cioè però farlo con modalità idonee, per cui non so che cosa suggerite voi. Ma io qui farei una prima distinzione tra chi vive in campagna e chi vive in città. Chiaramente chi vive in campagna normalmente ha un po' di terra attorno a casa, può fare comunque la passeggiata fuori casa e sicuramente ha più spazio per distanziarsi anche se va a fare la passeggiata. Diversa è la condizione di chi vive in città, perché chi vive in città normalmente vive magari su un condominio, lo spazio sotto è molto poco, bisogna insegnare a tutti, non solo gli anziani, che siccome con questo virus ci dovremo convivere finché non trovano un vaccino, perché non sarà finita con la fase 2, bisogna imparare dei comportamenti che fino adesso noi non avevamo tenuto la necessità di avere. Quindi, a parte la mascherina, a parte i guanti, a parte igienizzare le mani, lavarsi le mani in continuazione, bisogna evitare qualsiasi assembramento, quindi anche se si vuole parlare con qualcuno, stare a dovuta distanza, evitare ancora per un po' gli abbracci, perché non si sa che tipo di contaminazione ci possono dare, evitare chiaramente di fare assembramenti di qualsiasi tipo, quindi le feste che gli anziani facevano nei centri anziani, i raduni, tutte queste cose, questi per un altro po' di tempo dovranno essere evitati, ma diciamo che gli anziani devono rientrare nelle regole di distanziamento sociale che valgono per tutti, non valgono solo per gli anziani. Poi, non so, per esempio ci segnalavano ultimamente, ma credo l'abbia detto anche qualche servizio televisivo, che qualche anziano che vive da solo andava a comprare al supermercato una cosa alla volta per poter uscire tutte le mattine e quindi non andava a fare la spesa settimanale, ma perché quello era diventato l'unico momento in cui poteva uscire di casa e poteva vedere un po' di gente. Allora, se noi capiamo queste necessità, capiamo anche che non possiamo isolare gli anziani dentro casa. Ma anche perché c'è il rischio degenerazione, poi l'insorgenza anche di patologie, di psicopatologie di vario genere. Io faccio una battuta ogni tanto che se li isoliamo tutti in casa, forse li difendiamo dal virus, ma poi dovremo capire come li tiriamo fuori dalle depressioni profonde. Assolutamente, questo può vale per tutti in generale, ma soprattutto se l'anziano non cammina, non si muove, poi si immobilizza e allora diventa non autosufficiente e sembra che c'è un gatto che si morde la coda, perché poi diventa nuovamente un costo sociale, che sia un costo perché è malato di coronavirus, un costo perché non è più autosufficiente, se è sempre in capo alla sanità viene a fare, cioè bisogna stare anche molto attenti da questo punto di vista. Segretaria, proprio in conclusione, che tipo di azioni adesso pensate di intraprendere? Cioè, quindi i prossimi step dove si muoveranno?
Allora, per quello che abbiamo ricavato dall'incontro con i tecnici della regione di ieri, allora, oggi dovrebbe partire, da qualche parte sono già partiti, i cosiddetti tavoli provinciali. I tavoli provinciali sono costituiti dal prefetto, dalle USL, quindi i direttori delle USL e dalle organizzazioni sindacali. Questo perché all'interno di ogni tavolo provinciale si può fare l'analisi dettagliata delle strutture presenti nel territorio, ma anche capire quali accorgimenti ulteriori a quelli che sono stati fatti fino adesso si può aggiungere. Oggi abbiamo la notizia dai telegiornali e dai giornali che qualche procura si sta muovendo anche sì, in Veneto. esatto. E in Lombardia sono partiti in massa perché chiaramente c'erano situazioni molto più gravi di quelle del Veneto. Ma abbiamo notizie che anche in Veneto qualche procura si sta muovendo. Su segnalazione di che cosa? Su denuncia da Oh. parte di chi? Di privati? Su denuncia da parte di privati? Allora, da qualche parte pare che la procura stia agendo autonomamente, come sul caso di Merlara. Da qualche parte su denuncia di familiari di ospiti che erano dentro, e oggi al telegiornale parlavano di una denuncia anche da parte del Codan, che io non ho visto, non so se c'è, se è vero o non è vero. Però al di là di chi ha fatto la denuncia è chiaro che il segnale che le procure si stanno interessando di questa cosa vuol dire anche mettere a nudo se ci sono state responsabilità e che tipo di responsabilità. Allora, noi abbiamo praticamente l'intenzione che i nostri che sono nei territori attivino questi tavoli e assieme alle USL, quindi i direttori delle USL e il prefetto, cercano di capire quali altri interventi si può fare per tutelare sia gli anziani nelle case di riposo, ma anche gli anziani che vivono solo a domicilio, ma anche praticamente quelli che vivono con le badanti, perché questa è tutta materia organizzativa delle ASL e dei comuni. Sì. Gli altri che dovranno essere coinvolti sono i comuni. Perché noi siamo convinti che laddove c'è una casa di riposo, il sindaco di quel territorio non è che non abbia nessuna responsabilità e non abbia nessuna necessità di intervento. Quindi stiamo richiamando prefetto, USL e sindaci, magari vedremo anche di convocare il comitato dei sindaci, perché ognuno per la propria parte intervenga a sanare questa situazione. Poi per il futuro, appena sarà passata questa emergenza Covid, dovremo riprendere in mano tutta la partita della riforma delle IPAB e del controllo di tutte le strutture che sono nate nel contempo nel territorio. Perché io non sono d'accordo assolutamente, l'ho detto più volte, che la Regione non abbia nessuna responsabilità. Perché nel momento in cui queste strutture hanno la convenzione con la Regione per poter operare e ricevono dalla Regione la cosiddetta quota sanitaria che la Regione paga ogni mese, la Regione non può scaricare le sue responsabilità. Chiaro, quindi questa partita resta aperta ancora di più nel momento in cui c'è questo coinvolgimento, questo controllo, quindi può essere anche l'occasione questi controlli per cose un po' più approfondite in modo da avere già delle situazioni aperte in mano? Diciamo che in questo momento si deve gestire l'emergenza. Appena passata l'emergenza andiamo a gestire qualcosa di più concreto e soprattutto di più articolato. Assolutamente. Segretaria, grazie molte, buon lavoro perché so che state lavorando assiduamente con continue assemblee. E anzi più di prima, come diceva lei, non riesce a staccarsi da quella postazione. Esatto. Grazie a voi. Alla prossima allora a questo punto, al prossimo aggiornamento la prossima settimana. Grazie segretaria, buon lavoro, grazie a voi cari telespettatori di averci seguito, come sempre gli appuntamenti poi li ritrovate sul web, ma noi ci vediamo la settimana prossima.